la giornata della terra, fragile per clima, siccità e tanti errori, sono anche i giorni dove essersi allontanati sempre più dalla nostra agricoltura presenta il conto. Da oggi le celebrazioni per i 100 anni dei parchi del Gran Paradiso di Abruzzo, Lazio e Molise, oasi di respiro e soprattutto di tutela per fauna e flora. Lo chiamano elettricità solida. Per fare l'alluminio serve 15 volte l'energia di ferro e acciaio, si ricicla però infinite volte e la guerra comunque ne ha raddoppiato il prezzo. Bentrovati al telegiornale scientifico Leonardo, giornata della Terra dedicata al cambiamento climatico. Lo viviamo tutti, ma c'è un settore in particolare che lo sconta più di altri, è l'agricoltura. Potrebbe invece avere un ruolo strategico proprio per contenere gli effetti di climi estremi. Bisogna però passare dalla sola tutela ambientale al concetto di intensificazione sostenibile e per farlo serve tanta scienza. Elena Cestino. Investire nel nostro pianeta, slogan della Giornata della Terra 2022, si può declinare